Allora, Marco Rioles, siamo in via Roma, il luogo così predetto per quanto riguarda l'operazione Magnolia. Secondo lei cosa cambia e cosa cambierà alla fine dopo questa operazione da parte delle forze dell'ordine? Facciamo una citazione autorevole: la pacchia è finita per gli spacciatori in questo quartiere e nella salita del castello, che erano diventate due zone franche, diciamolo candidamente, senza dissimulazioni o altro. Questa era una situazione che veniva denunciata con allarme dai residenti, era visibile alla luce del sole ed era anche un segno inequivocabile di degrado che fortunatamente la Procura della Repubblica, in concerto con la Questura, ha deciso di porre termine. È una situazione inaccettabile che speriamo non si ripresenti più. Ecco, lei ha detto una situazione inaccettabile, sperando di fatto che non si ripresenti più. Nessuno ha la bacchetta magica, però almeno è un chiaro messaggio anche ai cittadini, no? È un chiaro messaggio ai residenti di questo. Io ho letto con attenzione le dichiarazioni del questore, ormai ex questore Cracovia, che ha sottolineato che questo è un segnale lanciato ai residenti del quartiere, a chi frequenta questo quartiere con intenzioni losche, compresi i consumatori. Ecco, però è il caso di dire che il problema droga rimane nella sua complessità e gravità, non basterà un'operazione di polizia per risolverlo. Ma soprattutto se si continua, il messaggio arriva. Sì, ripeto, era un messaggio atteso, perché i residenti, non da oggi, è da 15 anni che i residenti si lamentano per la cosiddetta invasione o colonizzazione di questo quartiere da parte di popolazione straniera, una situazione che era risolvibile fin quando non è arrivato questa pattuglia di richiedenti asilo e profughi che hanno pensato bene di approfittare del lassismo per imporre un commercio che non può esistere. Possiamo dire che è una boccata d'ossigeno anche per quei commercianti, i cosiddetti stranieri? È una boccata d'ossigeno per la città, è una nuova speranza per una convivenza positiva tra le etnie e le culture, che era inquinata, funestata da questi comportamenti devianti e inaccettabili, ripeto, da parte di un plotone minuscolo, ma neanche tanto, di persone che pensavano di farla franca.